Siamo pronti per partire con la struttura commissariale, che significa le nomine e i soggetti attuatori. Confermo che voglio nominare i sindaci soggetti attuatori. Dopo la nomina, commissario straordinario per l'emergenza, il governatore Zaia indica la tabella di marcia per ricostruire quello che il maltempo di fine ottobre ha devastato. La vera sfida sono i boschi, ha rimarcato Zaia. Siamo specializzati nell'intervenire in situazioni di allagamento, smottamenti di frane, terremoto, ma sui boschi nessuno ha affrontato un tema come questo così complicato. Sono circa 10 milioni di metri cubi di legname. Sono una vicenda complicata che interessa sia la proprietà privata che il demanio pubblico. Ci stiamo lavorando, siamo in grado di recuperare strade, frane, luoghi allagati. Non abbiamo mai affrontato una foresta di 100.000 ettari senza alberi. Affronteremo anche questa nuova sfida. Dal governo, ha poi spiegato Zaia, arrivano 15 milioni dei 53 già stanziati, immagino già 50 milioni dei 200 che si stanzieranno. Poi entro 45 giorni dovremmo avere l'ordinanza di protezione civile ricognitoria con i danni, e a fronte di questa ordinanza auspico che ci siano altri finanziamenti. Il Presidente è poi tornato sulla vicenda dei volontari del CAI impegnati a togliere dai sentieri che conducono ad alcuni rifugi gli alberi abbattuti dal vento e fermati dai carabinieri forestali per danno erariale. Il CAI è oggetto di un indebito arricchimento, cioè chi si arricchisce indebitamente è lo Stato che fruisce del lavoro gratuito dei volontari del CAI, quindi se c'è qualcuno che deve lamentarsi è il CAI che lavora gratis per il pubblico, e qualcuno che dovrebbe ringraziare il pubblico dovrebbe ringraziare il CAI. Intanto il Touring Club italiano ha assegnato ad uno dei comuni simbolo della devastazione, Roccapietore, la bandiera arancione, un gradito gesto di incoraggiamento per un territorio martoriato, per una comunità che, pur messa pesantemente alla prova, sta gradualmente, con decisione e con quella forza di volontà tutta montana, riconquistando le condizioni di normalità, ha commentato Zaia. Nel frattempo buone notizie anche dalla giunta regionale. Abbiamo anche approvato il primo stanziamento per i rimborsi spese dei volontari della protezione civile, e poi ne seguiranno altri perché stiamo entrando nella fase del post emergenza.